E torniamo in diretta subito con l'approfondimento dedicato al ULSS 2. Con me oggi in studio sono venuti a trovarmi Francesco Benazzi, direttore generale dell'ULSS 2 Marca Trevigiana. Buongiorno direttore. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. E Stefano Formentini, direttore sanitario invece dell'ULSS 2, sempre Marca Trevigiana. Buongiorno a tutti. Una puntata che è dedicata a fare un po' il punto della situazione su come sta la sanità dell'ULSS 2, che ha visto impegnati moltissimo infermieri, ma non solo, anche tutto il personale tecnico in lunghi trasferimenti, la cittadella della salute che sta arrivando finalmente in piena attività, al suo pieno completamento. Direttore, partiamo da qui, un bilancio di questi ultimi 2 anni. Certo, grazie. Intanto di nuovo buongiorno a tutti. Faccio una piccola premessa. Allora, la cittadella sanitaria, cioè di Treviso, comprende ovviamente non solo l'edificio 29, il cosiddetto high care, cioè di alta cura, ma i lavori che sono stati fatti, abbiamo per primo, se vi ricordate, fatto la centrale del SUEM, poi abbiamo fatto tutti i magazzini per lo stoccaggio eccetera eccetera, i nuovi magazzini, abbiamo fatto la nuova centrale ovviamente che poi dà energia e dà vapore a tutto l'ospedale, il sottopasso, i parcheggi e l'edificio 29. L'edificio 29, l'inaugurazione l'abbiamo fatto il 29/12 del 2022, poi chiaramente pian pianino, perché avevamo tecnologie estremamente di avanguardia. Faccio un esempio sia per la medicina nucleare, dove abbiamo il CZS, scusate, perché ogni tanto, che è una macchina di alta definizione per fare terapie, ovviamente la medicina nucleare, per evitare di caricare ovviamente di terapia l'individuo e per farlo in tempi più brevi possibili, che andremo a inaugurare fra poco, che abbiamo inserito in cittadella. Avevamo tutte le tecnologie, la risonanza magnetica, la TAC di alta definizione e tutte le tecnologie di intelligenza artificiale, compreso il mammografo, le nuove TAC che hanno intelligenza artificiale da inserire dentro, quindi abbiamo dovuto attendere che arrivassero o dalla Germania o dagli Stati Uniti, perché queste sono le due tipologie, e abbiamo fatto un'altra cosa importante, il laboratorio analisi, che è un laboratorio chiaramente che riunisce e compatta tutti gli esami di tutta l'ULSS numero 2, con la possibilità poi che possano afferire a questo anche altre aziende sanitarie. Tutto questo ha comportato ovviamente dei tempi, abbiamo concluso sostanzialmente l'iter. Tenete conto che abbiamo messo in piedi 25 sale operatorie, di cui 2 sale ibride e 2 sale per l'interventistica, che ormai è importante, vale sia per la neuroradiologia, vale per la cardiologia interventistica, cioè tutte quelle sale che sono dotate di tecnologia all'avanguardia, che possono ovviamente agevolare l'utente senza fare gli interventi chirurgici. Quindi su questo siamo molto avanti. Abbiamo fatto 96 posti letto di terapia intensiva, anche un po' consapevoli di quello che era successo con il Covid, per cui abbiamo aumentato i posti di terapia intensiva, tant'è che incrociamo le dita, dovesse succedere nuovamente, noi siamo attrezzati per qualsiasi tipo ovviamente di pandemia. Tenga anche conto che abbiamo creato dei box a 2 posti, quindi tranquillamente isolati dal resto delle terapie intensive nel momento in cui ci dovessero essere problemi. Abbiamo creato le nuove terapie intensive di cardiologia, e anche qui ovviamente con tecnologia avanguardia, e poi abbiamo fatto un'altra cosa che sembra stupida ma è importante, il certificato LEED, che è un certificato che vuol dire che l'ospedale di Treviso, in quanto a consumo energia e costi di energia, è tra i migliori del mondo. Un certificato che viene dato dai privati, che ci è stato dato, creando percorsi separati e creando ovviamente anche un'area materno-infantile importante, che già ovviamente funziona, dove abbiamo le sale di gestione parto divise dalle sale cesaree, e dove abbiamo 10 sale parto, perché l'ospedale di Treviso è uno dei pochi ospedali
che abbiamo sia nell'ULSS 2 che anche in altre province, che riesce ancora a tenere 2200-2300 parti all'anno. Direttore, sono stati anni complessi però, perché il trasferimento non solo del personale ma anche delle attrezzature in cittadella ha richiesto tempi, burocrazia, ma anche una difficoltà logistica. Come avete affrontato insomma questo tempo? Ci ricordiamo, l'abbiamo trattato anche noi nei nostri telegiornali, insomma queste aperture che poi tardavano ad arrivare proprio per delle difficoltà tecniche. Sì, certo. Beh, intanto io devo, come dicevo prima, devo ringraziare tutti i nostri operatori. È stato fatto sia dal servizio infermieristico sia dalle direzioni mediche un grandissimo lavoro, perché quando si deve trasferire un blocco 450 posti letto da un vecchio ospedale a un nuovo ospedale ci sono una serie di cose da mantenere, non solo la gestione del paziente, che ovviamente dovevamo, come dire, ridurre i posti letto per evitare, ecco, che il paziente poi avesse dei problemi nel trasferimento, dovevamo riorganizzare i percorsi e dopo, soprattutto, cosa importante, dovevamo anche trovare il personale. Abbiamo dovuto in qualche caso aspettare il passaggio perché ovviamente, voi sapete, c'è una crisi di vocazione per l'infermieristica e siccome ogni anno i laureati arrivano intorno a novembre, abbiamo dovuto aspettare di fare il concorso, autorizzati dall'azienda Zero, quindi dalla regione, di fare il concorso per gli infermieri per poi ovviamente portarli a lavorare all'ULSS 2 e in particolare all'interno della cittadella. Questo è stato fatto, quindi abbiamo dovuto attendere questi tempi, come abbiamo dovuto potenziare il numero di ostetriche avendo aumentato le sale parto siamo stati obbligati e giustamente ad aumentare anche il numero di ostetriche perché dovevano affrontare un numero maggiore di nati. Certo. Tenga anche conto che i percorsi della cittadella oggi rispetto al passato sono un po' più lunghi perché essendo un ospedale confortevole fatto a 2 posti letto, a un posto letto, i percorsi che devono fare gli infermieri sono più lunghi rispetto ovviamente al passato dove c'erano stanze da 3 o da 4. Questo ha comportato un supporto maggiore da parte degli operatori sociosanitari che anche in questo caso abbiamo dovuto attendere di assumere perché non c'erano le graduatorie. Certo, e questo per quanto riguarda Treviso, ma si parla di nuovo polo ospedaliero anche di Conegliano. Certo. Ecco, qui il polo di Conegliano è stato deciso dalla regione e quindi ci siamo attivati per farlo. L'ospedale di Conegliano è un ospedale degli anni 60, quindi dovevamo fare un grosso lavoro dal punto di vista sia del recupero delle strutture per quanto riguardava l'antisismica sia per quanto riguarda il problema ovviamente legato all'antincendi e poi anche tutto il problema nuovo che si è creato con il ragionamento legato soprattutto al problema delle norme UNI. Allora, cosa abbiamo fatto? Cosa sono le norme UNI? Le norme UNI sono quelle norme che purtroppo vengono applicate nei nuovi ospedali, che devono avere certe caratteristiche sia dal punto di vista dell'impianto elettrico, le vie di fuga e altre cose. Quindi di conseguenza, fortunatamente la Regione Veneto ha fatto il bando, PNRR, 53 milioni il costo dell'ospedale, 47 con i soldi PNRR e il resto di milioni sono stati messi dalla Regione. Quindi si è deciso di fare giustamente un nuovo ospedale piuttosto di strutturare uno vecchio, per cui l'ospedale sta andando avanti, tenga conto che sono 6 piani, di cui uno sottoterra che terrà i nuovi laboratori, terrà la radiologia, la medicina nucleare eccetera, con 288 posti letto. E cosa c'è in più rispetto all'ospedale precedente, ecco, il vecchio ospedale? Sì. Che faremo anche l'ospedale di comunità all'interno con 30 posti letto, in modo tale da garantire il passaggio delle persone quando nel momento in cui vengono dimesse dall'ospedale e debbono fare un periodo di riabilitazione o prima di rientrare in famiglia avranno la possibilità di poter andare in ospedale di comunità. Cioè abbiamo creato sostanzialmente una rete in modo tale che nell'ospedale nuovo di Conegliano si potrà gestire il paziente e la cura, la presa in carico del paziente a 360 gradi. Quindi il polo centrale Treviso, ma comunque tutti i vari distretti nel territorio che l'ospedale di Conegliano diventerà il polo per esempio dell'Alta Marca.
Guardi, allora, non è che ci sia un ospedale figlio di un dio minore, come si suol dire. Allora, l'ospedale Conegliano è un riferimento perché come vede, all'interno dell'ospedale Conegliano, come può vedere, insomma, noi sostanzialmente abbiamo già delle unità operative che si possono considerare di ospedale hub. Abbiamo la chirurgia vascolare, abbiamo chiaramente in quell'area là facciamo la chirurgia spinale, la terapia intensiva cardiologica, ma facciamo anche interventistica di cardiologia, stent e altre tecniche vengono utilizzate. Quindi l'ospedale Conegliano è un riferimento per quell'area. Chiaramente bisogna dare anche alla popolazione, alle persone che oggi sono abituate a uno standard di comfort migliore di quello precedente, tenendo anche conto che dobbiamo sempre applicare il principio dell'umanizzazione, che uno deve stare il meglio possibile all'interno di un ospedale, cioè sentirsi al meglio nonostante non sia a casa propria, e quindi di conseguenza abbiamo creato un ospedale dove ci sono 2 posti letto o un posto letto e dove le tecnologie saranno all'avanguardia, quindi per cui riusciremo ovviamente a rispondere alla popolazione, alle richieste della popolazione. Tenga anche conto che i lavori sono iniziati il 30 di giugno del 2023, siamo già a un 48%, dobbiamo chiudere tutti gli interventi il 31 marzo 2026. Il trend di lavoro, diciamo, è ottimo, stanno rispondendo bene e soprattutto avremo dentro l'ospedale delle terapie intensive e soprattutto una terapia intensiva cardiologica di altissimo livello, in modo tale da riuscire a rispondere a tutte le esigenze di quella popolazione. Direttore, torno da lei tra pochissimo, mi rivolgo al direttore sanitario Stefano Formentini che ripresento vengo da lei perché il direttore Benazzi ha parlato di ospedale di comunità, comunque di un cambiamento che è in atto nella medicina territoriale, e in questo si inserisce anche la telemedicina. Innanzitutto raccontiamo di che cosa si tratta e a che punto siamo. Allora, grazie della domanda. Allora, la telemedicina è una modalità di erogazione di servizi sanitari a distanza e ovviamente ci vuole una rete organizzativa fatta di computer, di rete, di internet, eccetera, ma la modalità presenta molti vantaggi perché appunto consente di vedere a distanza e di fare delle prestazioni a distanza. Quindi questo è uno dei primi vantaggi. Nella nostra azienda siamo a buon punto, stiamo erogando, facciamo già prestazioni in telemedicina. Quindi è già una realtà che però si sta sviluppando. Eroghiamo prestazioni in telemedicina soprattutto sui pazienti cronici e soprattutto su pazienti fragili. Perché diciamo la cronicità? Perché uno dei grandi vantaggi che ha la telemedicina è quello dell'accessibilità. Certo. Quindi rende più accessibili le prestazioni sanitarie proprio a quelle prestazioni che sono più fragili, insomma in qualche modo abbatte le barriere invisibili. Certo. Quindi mentre prima i pazienti erano costretti a prendere l'automobile, muoversi, parcheggiare la macchina, andare in ospedale, eccetera, adesso tutto questo si può fare a distanza. Quindi un grande vantaggio è l'accessibilità, quindi a distanza in telemedicina si possono fare le televisite, ma anche i teleconsulti, e questo pensiamo che vantaggi presenta per pazienti cronici come i pazienti diabetici, pazienti cardiopatici, i nefropatici, eccetera. Questo è un grande vantaggio comunque all'interno della sicurezza, perché tutto è in una rete di sicurezza, e in questo devo anche dire che la nostra azienda, l'azienda ULSS 2, è quella che ha collaudato la piattaforma regionale per tutta la regione, quindi siamo noi i primi ad essere partiti. E quindi all'interno di questa piattaforma unica regionale le prestazioni che vengono fatte in telemedicina poi vengono inserite automaticamente nel SIO e inserite automaticamente nel fascicolo sanitario elettronico di ciascuno, quindi tutti dati e tutte informazioni sicure, insomma in sicurezza. Quindi diciamo un grande vantaggio è sicuramente quello dell'accessibilità, ma altri vantaggi sono il fatto che anche per l'empowerment sia dei cittadini, degli utenti, perché magari a distanza si possono fare dei corsi o delle formazioni su come, quindi senza muoversi da casa, su come accudire o come assistere meglio i propri genitori, insomma gli anziani, insomma, quindi per i caregiver, anche per le badanti teoricamente, no?
Quindi, poi altri grandi vantaggi sono, ovviamente abbiamo detto, la sicurezza dei dati, e pensiamo anche alla cura psichiatrica, no? All'assistenza psicologica. Magari molto spesso c'è una certa difficoltà, anche una certa pudicizia a rivolgersi magari da un medico, invece tutto questo può essere fatto anche a distanza, quindi questo è un altro vantaggio. I dati ad oggi, per esempio nella nostra azienda, noi stiamo seguendo 3.700 pazienti in telemedicina. È un numero importante. Non sono pochi. Non sono pochi, è un numero importante, sono per lo più pazienti cardiopatici e pazienti diabetologici, ecco, e diabetici, e comunque non sono pochi e sicuramente saranno molti di più. Pensiamo che quando avremo le case della comunità operative, già pensiamo all'interno delle case di comunità a istituire delle zone ad alta tecnologia dove i pazienti potranno recarsi e quindi avere, diciamo così, una teleconsulenza a distanza, quindi senza doversi andare in ospedale potranno andare nella casa della comunità più vicina e da qui accedere alle cure a distanza. Ed è un vantaggio, come dicevamo, anche in termini proprio umani e fisiologici, nel senso che una persona, come diceva lei, magari in difficoltà, in sedia a rotelle per esempio, appunto aiuta a non solo non perdere un sacco di tempo per magari arrivare all'ospedale, ma anche a sentirsi vicino. Assolutamente, infatti l'attenzione che noi dobbiamo porre è che non dobbiamo pensare che questa sia una cosa fredda e che si perda il rapporto tra il paziente e il medico, il paziente o l'assistente sanitario che lo assiste. Anzi, assolutamente no. L'obiettivo è proprio quello di abbattere quelle barriere che sono invisibili ma che ci sono. L'accessibilità, non so se è un termine esatto, ma il senso di vergogna, no? Tutto questo è molto facilitato da un accesso che può essere fatto anche in casa propria, anche seduti anche nella propria camera, nel proprio salotto, e si può interloquire direttamente con un medico o con un professionista. È il futuro della medicina. Cosa manca, direttore, perché questo tipo di innovazione, di anche consulto medico, possa essere affinato e arrivare alla quotidianità di ciascuno di noi? Beh, ovviamente non tutto si presta a fare telemedicina, ovviamente, no? Particolarmente adatte sono le patologie croniche, in cui c'è stata già una prima visita. Ovviamente non si prestano poi le prestazioni ad alta tecnologia, che per forza di cose devono essere fatte in un grande centro. Però sicuramente nel progredire, nello svilupparsi, sicuramente aumenteranno sempre di più. Ovviamente poi servono delle connessioni dati che siano sicure e serve anche una tecnologia. Devo dire che questa modalità consente anche di aumentare una cultura informatica, non solo della struttura sanitaria, ma anche della cittadinanza. Assolutamente, e infatti mi inserisco in questo con il direttore Benazzi per parlare delle innovazioni proprio all'interno degli ospedali a livello tecnico, perché l'intelligenza artificiale non solo sta cambiando la nostra quotidianità, ma cambia e sta cambiando da tempo ormai anche la medicina. Sì, guardi, io credo, partendo dal ragionamento che faceva prima, ecco, l'intelligenza artificiale va usata in due campi sostanzialmente. Nel primo appunto che sono gli ospedali, quindi noi lo stiamo già facendo, parlavo prima di tecnologia all'avanguardia sia per l'ospedale Conegliano sia per i nostri ospedali, quindi anche Montebelluna, Castelfranco, Vittorio eccetera, e Treviso chiaramente, dove l'alta tecnologia viene utilizzata dove? Per esempio nelle TAC, ormai le TAC usano i big data, quindi usano una marea sostanzialmente di dati che vengono inseriti all'interno delle TAC, e se per esempio io devo fare una TAC al polmone, faccio un esempio, oggi è ad altissima risoluzione, per cui con tutta la memoria che ci sono con i big data, il nostro sostanzialmente radiologo può verificare anche il minimo, proprio il micro, chiamiamolo così, iniziale tumore che prima una volta all'occhio chiaramente del radiologo poteva sfuggire. Lo stesso vale per le mammografie, oggi noi abbiamo tutti i mammografi digitalizzati e quindi il nostro radiologo senologo riesce veramente a fare con precisione e dare una diagnosi precisa che dopo verrà ovviamente confermata per la tipologia del tumore
in sede di ecobiopsia guidata o di altre modalità, ma quello che è importante, quindi la tecnologia negli ospedali c'è anche a livello laboratoristico, e questo ormai di fatto è già da qualche anno che abbiamo. Noi dobbiamo però spostare molto, come si diceva prima, la tecnologia sul territorio, perché dobbiamo fare in modo che la tecnologia sia solo usata negli ospedali ad appannaggio dei tecnici, ma debba essere anche servire alla popolazione. Faccio un esempio collegandomi a quello che diceva il dottor Formentini. Gli americani già dal 2006 hanno fatto un virtual hospital, un ospedale virtuale dove 600 medici seguono in più stati circa 5 milioni di persone malati cronici. Come li seguono? Col teleconsulto, con la telemedicina, quindi con un rapporto molto tranquillo nel momento in cui ovviamente il paziente ha dei problemi. Certo. Ma come fanno a seguire questi pazienti? Ovviamente con dei dispositivi, device indossabili. Cioè noi andiamo di fronte sempre di più verso una patologia cronica che aumenta il numero di anziani, più si vive, più ovviamente ci si ammala, è normale, ma si viene curati. Il problema vero è che dopo la cura iniziale dobbiamo fare le visite di controllo. Aumentando il numero di persone sarebbe impossibile riuscire a vedere tutti ogni 6 mesi, ogni anno. Con i device indossabili le persone non servono più che arrivino in ospedale, vengono gestiti direttamente a domicilio, controllate ovviamente, come nel caso del Mercy Hospital, controllate da remoto da degli infermieri, magari nelle case comunità o nelle COT, dove andranno a monitorare il paziente. Quando Francesco Benazzi, che sta prendendo farmaci per uno scompenso cardiaco o per una BPCO o per qualsiasi patologia, si sta scompensando a livello di ossigenazione o a livello di ritmo cardiaco, chiaramente viene chiamato, c'è un alert e viene chiamato lui stesso ad andare in pronto soccorso, in reparto, oppure gli vengono date delle terapie, cioè questo è importante. Dopo noi abbiamo il 14% delle persone qua in provincia di Treviso che vivono da sole. Certo. È impraticabile che i nostri infermieri, che ne abbiamo, cioè voglio dire, non è che crescono come i funghi, ci arriviamo dopo anche a questo. Possono andare chiaramente a domicilio di tutti. Allora l'altra cosa è fare un accordo con i comuni, cosa che stiamo già facendo, e la casa domotica, cioè il braccialetto che controlla chiaramente, il device che controlla, e la casa domotica, in modo che l'anziano per qualsiasi modo che si sposta e succedesse qualcosa, la caduta a terra, viene monitorato e scatta l'alert. Dobbiamo partire da questo, come per esempio abbiamo fatto nell'ospedale di comunità di Castelfranco. Noi nelle stanze abbiamo messo una telecamera e monitoriamo il materasso con degli elettrodi, in modo tale che sappiamo se aumenta la temperatura del soggetto che è a letto del paziente, se sta andando fuori dalle spondine o cadendo dal letto, se si muove per troppo tempo da solo nella stanza, cioè quindi monitorando il paziente evitiamo l'utilizzo direi quasi improprio troppo spesso dell'infermiere che dovrebbe andare su e giù, monitorandolo da schermo. Tutte queste cose sono importanti, come importante, e chiudo, è quello che stiamo facendo con la teleriabilitazione. E con il dottor Gugelmetto abbiamo inventato con dei tecnici una piattaforma dove il nostro tecnico, quindi il nostro fisioterapista da casa, con un programma e col caregiver o anche da solo, se la persona è lucida e orientata, può fare tutta la riabilitazione invece di venire in ospedale. Quindi costi sociali abbattuti, deve farsi portare dal figlio, deve prendere dei mezzi, il taxi, eccetera. Cioè dobbiamo cercare sempre di più di tenere il paziente a casa. Ultima cosa, che l'ha citata bene il collega, è l'alfabetizzazione, ecco, che dobbiamo fare informatica. Certo. Io sono il primo ignorante, ecco. E qua è un impegno che dobbiamo porci tutti, perché dobbiamo preparare e aiutare le persone, magari col volontariato, eccetera, a capire come funziona questo benedetto braccialetto, lo possiamo spiegare noi, ma anche a capire come muoversi in un mondo sempre più informatizzato, perché questo aiuterà noi, ma aiuterà soprattutto le persone a vivere bene senza doversi spostare sempre quotidianamente in ospedale, salvo che per i problemi acuti. La robotica come interviene invece all'interno dell'ospedale? Allora, la robotica può intervenire in due modi, come le dicevo. Allora, nell'assistenza credo sia difficile perché serve il rapporto umano, la carezza, il tocco, però la robotica sicuramente può muoversi dal punto di vista, faccio un esempio, per portare, invece di utilizzare OSS, gli operatori sociosanitari,
può essere utilizzata per spostare il paziente dal letto, spostarlo e metterlo in barella, quindi non avremo problemi di persone che hanno mal di schiena o problemi di schiena, tanto per essere pratici, come fare i trasporti da un piano all'altro di materiale. Quindi il robottino chiaramente è informatizzato, l'intelligenza artificiale scarica dall'armadio una serie di materiali, li porta su, evita il pedonaggio dei nostri infermieri, dei nostri operatori sociosanitari, quindi li aiuta a fare più assistenza, stare più sul malato e meno a girare, come portare per esempio un paziente in barella motorizzata chiaramente dal reparto alla radiologia. Certo. Cioè, questo può fare il rapporto umano tra la persona che ha letto e l'infermiere o l'OSS, deve essere un rapporto umano, non può mettersi di mezzo la robotica. Torniamo anche su questo tra pochissimo. Quello che mi premeva chiederle è che tutto questo, tutta questa innovazione e il futuro insomma della medicina comporta anche notevoli costi. Come sta investendo l'ULSS-2 in questo senso? E guardi, noi siamo anche fortunati come azienda sanitaria, io devo sempre ringraziare, ce lo diciamo sempre io e il dottor Formentini, dobbiamo sempre ringraziare la Regione Veneto. La Regione Veneto non ci ha mai lesinato, dico mai una volta, soldi, cioè quindi ci ha finanziato per progetti importanti di innovazione tecnologica. Lo dico con molta franchezza. Abbiamo anche fatto progetti sperimentali, uno l'ha citato anche il dottor Formentini, la Regione li ha avvallati e li ha fatti andare avanti, quindi io devo solo dire grazie a una Regione che è molto ovviamente avanti anche culturalmente e che ci ha aiutato molto a rinnovare il parco tecnologico e di investire veramente in tecnologia. Direttori, io direi di mandare qualche minuto di pubblicità, chiedo alla regia Alessandro Granziera e Tony Paul questa gentilezza e poi torniamo a parlare dell'umanizzazione insomma delle cure e quello che diceva lei direttore, il rapporto anche medico-paziente. A tra poco. Tornati in diretta con l'approfondimento del ULSS-2 con Francesco Benazzi, direttore generale dell'ULSS-2 Marca Trevigiana, e il direttore Stefano Formentini, direttore sanitario sempre dell'ULSS-2 Marca Trevigiana. Siamo qui, abbiamo parlato nella prima parte della puntata di tutte le innovazioni e degli investimenti che l'ULSS-2 sta facendo nei vari ospedali, da Conegliano alla Cittadella della Salute, ma soprattutto abbiamo parlato di innovazione tecnologica nella medicina e del futuro della medicina stessa, quindi la medicina telematica, l'ospedale di comunità, la robotica, l'intelligenza artificiale, come questi strumenti andranno a sgravare di fatto anche il lavoro di medici e infermieri che magari sono impegnati e impiegherebbero tanto tempo e fatica anche fisica quando la tecnologia può in realtà aiutare anche in questo. Quello che ci diceva lei, direttore, poco fa è il fatto di tenere sempre però un rapporto molto stretto tra infermieri, medici e pazienti, perché la tecnologia aiuta a semplificare ovviamente determinate procedure, ma il fulcro della medicina è proprio anche l'interazione personale e la fiducia che si crea nei pazienti verso i medici e gli infermieri che li curano. Beh sì, assolutamente sì, credo che il rapporto fiduciario tra medico e paziente e tra operatore sanitario e paziente sia fondamentale, in particolare ovviamente per certe patologie, le patologie oncologiche o oncoematologiche, la pediatria, cioè dove effettivamente i tempi anche di ricovero e la geriatria sono assolutamente più lunghi, però in generale l'operatore sociosanitario deve essere empatico. Non a caso noi da anni ormai, credo che sia un mantra, cioè sia un motivo continuo, un leitmotiv che ha questa amministrazione, questa nostra amministrazione, che è quella dell'umanizzazione delle cure. Umanizzazione delle cure che noi abbiamo sostanzialmente esteso oltre a corsi di formazione e a continui ovviamente messaggi ai nostri collaboratori che devono essere empatici, devono essere pronti a rispondere, perché per chi sta male, per chi ha letto, per chi è in una situazione di difficoltà,
compresi i familiari, l'importante è la comunicazione. Certo. È chiaro che la comunicazione è fatta da persone, ci sono persone che sono più empatiche e persone meno empatiche, però noi abbiamo la fortuna, e non è una fortuna da poco, che credo sia una fortuna veneta e che è un po' meno nelle altre regioni, che è quella di avere un mondo del volontariato straordinario, che ci dà una mano, cito la LILT, ma cito l'AIL, cito i Clown in Corsia, cito ovviamente l'AVO, cioè tutte persone che riescono a entrare in quegli spazi che ovviamente l'operatore sanitario non potrebbe occupare perché è preso da altre attività, perché non è che può stare vicino al malato quotidianamente, dare da mangiare al malato, eccetera, eccetera. Credo che questo, ecco, si possa proprio integrare come dire, grazie al mondo del volontariato, che io non finirò mai di ringraziare per dare, ecco, quel benessere al paziente che grazie a lui riusciamo a dare. Dopo è chiaro che facciamo una serie di attività come il giocare in corsia, come la musicoterapia, certo, il fatto stesso di portare la musica all'interno dell'ospedale, ragioniamo molto con i colori, ecco, con l'immagine, con i quadri, cioè voglio dire, per creare quell'ambiente che il malato non si senta, ecco, in un ospedale, quindi non si senta un numero, ma si senta, tra virgolette, quasi a casa propria. Questo è lo spirito, ecco, ovviamente che vogliamo portare avanti. Un'attenzione particolare, direttore, anche ai più piccoli, ai bambini della pediatria. È stato da poco, tra l'altro, inaugurato una sala cinematografica proprio a Treviso. Sì, devo ringraziare appunto l'imprenditore che è stato così gentile, lui e la sua consorte, di darci la possibilità di avere un cinema in ospedale, 28 posti che naturalmente abbiamo già iniziato le programmazioni, e questo è, insieme al biscottificio che andremo a inaugurare tra poco, l'altro spazio, ecco, direi favoloso, dove i bambini, oltre che andare al cinema, possono portarsi i biscotti, possono sentirsi veramente a casa. Ma continuo a ribadire, grazie anche a alla LILT, con ovviamente gli operatori che sono al fianco dei bambini per giocare in corsia, abbiamo veramente una risposta straordinaria per i bambini che sono ricoverati e che hanno problematiche che durano più di qualche giorno. Abbiamo cercato anche di fare delle stanze colorate con disegni, abbiamo, grazie all'associazione Per Mio Figlio, che non finirò mai di ringraziare, con tutti i vari presidenti, adesso c'è il dottor Rizzo, che si sono succeduti, che ci hanno dato la possibilità di rinnovare l'OASI, che vorrebbe dire l'OASI pediatrica, che è un giardino dove i bambini possono stare all'esterno, ma la scuola in ospedale, e soprattutto tutta una serie di altre, come dire, agevolazioni che vengono date alle famiglie per poter stare con i loro figli durante il periodo della degenza. Così a Treviso, a Conegliano, invece la pet therapy per i pazienti della psichiatria. Sì, a Conegliano la pet therapy per la psichiatria, ma ecco, non è una novità. E abbiamo iniziato a Conegliano, e ringrazio la dottoressa Tozzini per questo, e ovviamente anche chi ci dà una mano portando i cani addestrati, gli animali addestrati, ma è una cosa che già facciamo a Treviso nei reparti, dalla geriatria alla pediatria, e guardi, abbiamo anche una volta portato un asino, non in reparto, ma giù in giardino, dove i bambini hanno potuto giocare con l'asino. Credo che ormai sia questo, cioè dobbiamo evitare di fare in modo che chi arriva in ospedale si trovi come in una prigione, no? Cioè sono qua, non vedo l'ora che passi il tempo, magari ci devo restare troppo. Ecco, dobbiamo facilitare e aiutare sempre di più la permanenza in ospedale per chi purtroppo è costretto a rimanere. In questo senso cosa manca ancora da fare secondo lei, direttore? Guardi, non è che manchi, dovremmo, e noi ci auguriamo di trovarlo, personale di assistenza in numero adeguato, e credo che adesso speriamo che ci sia una ripresa. Noi abbiamo avuto 200 infermieri anche quest'anno che hanno partecipato, credo che siamo l'unica USS insieme a l'azienda ospedaliera di Padova, e questo ci fa ben sperare per il futuro, perché riuscendo a mettere il numero di infermieri corretto, come prevede la dotazione organica, noi riusciremo anche a umanizzare sempre di più i servizi, perché avremo anche degli infermieri, degli OSS, che potranno ancora spendere ancora del loro tempo, oltre a, diciamo, alle cose classiche che fanno di lavoro, per i pazienti. So che parlare di numeri è sempre difficile, però abbiamo un po' una contezza di quanto personale servirebbe all'ULSS 2 in questo momento.
Sì, questo è un problema che purtroppo non dipende. Allora, tanto per essere chiari con i cittadini, la Regione Veneto ci autorizza l'assunzione di tutti gli operatori, quindi sia di medici che di infermieri che di OSS. A noi chiaramente, come a tante altre aziende d'Italia, e lo dico del mondo, perché se voi guardate, noi leggiamo ogni tanto i giornali anche inglesi, francesi e spagnoli, il problema è universale, comune, la carenza di infermieri, perché è una carenza vocazionale, eccetera, dovuta anche al rischio del mestiere, prova ne sia poi anche il rischio che l'infermiere può avere oggi di essere aggredito, di essere offeso, eccetera, eccetera. È un lavoro durissimo, e lo stesso vale per gli OSS. A noi mancano circa 160 medici, e mancano oggi, in tutta l'ULSS sia chiaro, certo, e mancano circa 120-130 infermieri. Adesso noi confidiamo molto già dal prossimo anno 2026, con i 200 che andranno a laurearsi, a poter ridurre questo gap. E quindi è chiaro che oggi la difficoltà è una difficoltà di sistema, che non dipende certo dalle autorizzazioni regionali o ministeriali, dipende dal fatto che una cattiva programmazione fatta ormai circa 11 anni fa, 12 anni fa, ha portato, parlo per i medici, a creare questo gap. Perché le scuole di medicina e soprattutto le scuole di specialità non davano numeri sufficienti per poter avere un numero adeguato poi per il futuro di medici e di infermieri. Lei ha parlato di aggressioni e giusto ieri è stato presentato un nuovo dispositivo, non anticipiamo nulla perché lasciamo raccontare tutto a Nicola Marcato, poi lo commentiamo in diretta. Telefonata in corso. Control room safe. Sono del pronto soccorso di Treviso, volevo avvisarli che qui è in corso un'aggressione, abbiamo bisogno di aiuto. Avviso subito il 112. Un braccialetto simile a un orologio per garantire maggiore sicurezza a chi ogni giorno lavora in prima linea. Da questa settimana l'ASL 2 marca trevigiana darà in dotazione al personale dei pronto soccorso della marca dei braccialetti antiaggressione. Il dispositivo ha una SIM all'interno dove premendo il bottone rosso SOS parte una chiamata, ok, e dall'altra parte risponde una control room. In questa prima fase verranno distribuiti 120 dispositivi con l'obiettivo di offrire un supporto concreto agli operatori sanitari e amministrativi, spesso vittime di aggressioni verbali e fisiche. Solo nel 2025 l'ASL 2 ha registrato 672 episodi di violenza, di cui il 30% fisici, concentrati in gran parte proprio nei pronto soccorso. Aggressioni in netto aumento, dato che nei primi 8 mesi del 2025 e nei 6 pronto soccorso della marca sono già 188 le aggressioni rispetto alle 199 di tutto il 2024. Il nostro obiettivo è quello di salvaguardare soprattutto chi lavora. Il braccialetto antiaggressione integra anche un GPS ed è in grado di monitorare i parametri vitali di chi lo indossa, rilevando cadute e perdite di coscienza. In futuro il progetto sarà esteso anche ad altri ambiti considerati sensibili, come i servizi per le dipendenze, l'area psichiatrica, pronto soccorso pediatrici e consultori familiari. Direttore, l'abbiamo sentita ieri proprio a commento di questo dispositivo, quindi passerei il commento, insomma, all'opinione al dottor Formentini. Insomma, sono innovazioni necessarie anche queste, purtroppo. Certamente, purtroppo la popolazione è cambiata e ci sono anche queste criticità e quindi è necessario anche agire in questo modo. È un adeguamento ai tempi che corrono. È un adeguamento ai tempi che corrono. Sicuramente la società è cambiata molto, forse nelle nostre regioni, insomma nel nostro territorio, questo fenomeno è comunque meno importante che in altre regioni d'Italia e anche che in altri paesi del mondo. Insomma, ci sono paesi del mondo dove questa aggressività è molto maggiore. Però ormai questo fenomeno si sta diffondendo anche qui. E di fatto il personale sanitario è un personale di front office dove si possono anche scaricare delle rabbie sociali, diciamo anche così, che non hanno nessuna giustificazione. Formentini, con lei volevo poi passare alla questione delle liste d'attesa di cui anche tanto abbiamo parlato in questi anni. Tutto è partito dallo stop legato appunto al Covid. A che punto siamo e quali sono le difficoltà attuali? Allora,
Sul problema della lista d'attesa della specialistica ambulatoriale si sta facendo un grosso lavoro, diciamo dal 2023, da subito dopo il Covid. È un lavoro fatto molto importante, devo anche qui anch'io ringraziare la Regione, perché a livello regionale è stata istituita una cabina di regia regionale che si trova settimanalmente con i rappresentanti di tutte le aziende. Per l'azienda US 2 ci sono io. E quindi questo è un lavoro meticoloso, settimanale, quindi è un lavoro in cui la Regione anche crede molto e ha anche investito molto. A livello aziendale anche noi abbiamo la nostra cabina di regia, quindi ogni lunedì ci troviamo tutta la direzione strategica e tutti i più alti dirigenti dell'azienda appunto per affrontare il tema che è complesso, perché ovviamente le liste attesa nascono quando c'è un disequilibrio tra la domanda, che aumenta sempre di più perché aumenta il bisogno di salute della popolazione, anche perché molto semplicemente la popolazione invecchia sempre di più, per fortuna vive sempre più a lungo, quindi aumenta sempre di più la cronicità, e dall'altra parte abbiamo un'offerta che anche per le carenze di personale di cui facevamo cenno prima ovviamente ne risente, quindi è un'offerta debole. Comunque devo dire che in questi anni di impegno il lavoro è stato fatto, è stato importante, perché se pensiamo che noi nel 2023 viaggiavamo su 36.000 prestazioni in preappuntamento, prestazioni in preappuntamento sono quelle prestazioni che l'utente chiama, telefona e viene preso in carico dal CUP perché in quel momento non ha un'offerta disponibile. Ecco, diciamo che oggi nell'azienda ULSS siamo a poco meno di 3.000, quindi è stato in poco meno di 2 anni. Noi oggi, una rilevazione che ho fatto proprio ieri, abbiamo 900 prestazioni D in preappuntamento e 1.900 P in preappuntamento, quindi sono valori assolutamente molto bassi. Soprattutto sono fisiologici per un'azienda grande come la nostra, perché comunque un'azienda di 800.000 abitanti, insomma, quindi è fisiologico che ci sono queste prestazioni che noi non diamo, non perché non riusciamo a dare, ma perché vogliamo allocarla nel tempo giusto della priorità. Se noi andiamo a vedere anche gli indicatori di performance, cioè quante prestazioni diamo esattamente dentro il tempo della priorità, vediamo che siamo oltre il 90% per tutte, per le B, per le D e per le P, 92, 93, 97%, quindi su 100 pazienti che chiamano il 97 glielo diamo dentro il tempo della priorità. Per le B non abbiamo assolutamente preappuntamento, quindi diamo l'appuntamento in tempo reale, quindi diciamo che il lavoro che è stato fatto è stato importante e ha dato anche dei risultati, sta dando anche dei risultati. Ovviamente questo è grazie sicuramente grande al contributo dei nostri, insomma, di tutti i medici, di tutti gli infermieri, e anche a un lavoro di partenariato anche col privato accreditato che ci supporta in questo. Però insomma ecco, è un lavoro continuo, stiamo lavorando, è stato fatto un cenno prima anche per esempio con gli operatori del CUP, con i centralinisti, perché anche la risposta anche telefonica sia sempre corretta, coerente, certo. Perché voglio dire, alla fine l'utente chiama un telefono e quello è il primo contatto che ha con l'azienda, quindi anche quella che è una telefonata che magari all'interno di un sistema complesso come una ULSS magari non è considerata la cosa più importante, in realtà per l'utente è forse proprio la cosa più importante, certo, perché è proprio il primo contatto, è l'inizio di tutto. E in un sistema complesso, come dicevamo prima, magari noi non lo consideravamo, invece gli è stata data una grande attenzione. Un altro grande lavoro che noi stiamo facendo in questo periodo è stato di collaborazione, e ci stiamo continuando a lavorare con la medicina generale soprattutto, per l'appropriatezza prescrittiva, cioè per richiedere l'esame giusto nel tempo giusto con la priorità giusta, insomma, ecco, perché questo è molto importante. È corretto che siano chiesti gli esami più appropriati nei tempi e nelle priorità più appropriate, perché così il sistema va a regime completo. Questa domanda sull'appropriatezza noi interloquiamo con la medicina generale, con cui abbiamo dei buoni rapporti, insomma dei rapporti assolutamente corretti, ma anche con i nostri specialisti, con gli specialisti dell'ospedale o dell'azienda. Un'altra cosa che vorrei aggiungere è che anche lo sviluppo di quelle cose che abbiamo detto prima, come la telemedicina, no? E di poter fare delle prestazioni a distanza, anche questo ci agevolerà sulle liste d'attesa, perché sicuramente potremo togliere tanti controlli per i pazienti cronici, non so, penso ai controlli che facciamo ai pazienti diabetici, i controlli che facciamo per
alcuni pazienti cardiologici, questi potranno essere tolti dalle liste. Quindi le liste, diciamo, il tempo lavoro del cardiologo potrà essere alleviato, quindi potremo dare un'offerta maggiore proprio perché queste cose possono essere viste in un'altra modalità. Quindi alla fine è tutto un sistema circolare. Assolutamente. Proprio qui in poi volevo tornare, volevo chiederle invece di un ambito delicato nelle liste d'attesa, che è quello degli interventi alla cataratta. Sì, allora la cataratta, che è questa opacizzazione del cristallino, no? Che avviene in certi soggetti e che come dicevamo prima, fortunatamente la popolazione vive sempre più a lungo e questo è un fattore che è favorito dall'invecchiamento. Quindi più le persone vivono a lungo, più invecchiano e più è frequente appunto che si crei questa opacità della cataratta e quindi ci sia poi la necessità di un intervento chirurgico. Allora anche qui è stato fatto un lavoro, anche qui grazie alla Regione insomma, che ci ha messo, qui sono state investite anche delle risorse dedicate dalla Regione, anche noi nel nostro interno abbiamo fatto delle riorganizzazioni interne e pur avendo delle forti criticità con gli oculisti, perché comunque abbiamo carenza di oculisti perché non li troviamo per la dipendenza, abbiamo delle lunghe malattie soprattutto in un presidio ospedaliero, comunque pur in un sistema complesso, e riorganizzandoci. Poi la riorganizzazione comporta anche creare delle sale operatorie nuove, quindi acquisire anche delle strumentazioni nuove. Comunque devo dire che è stato fatto un grosso lavoro, tant'è che nel mese di ottobre, rilevazione dell'altro giorno, noi abbiamo circa 4.000 interventi di cataratta in attesa, e questo è un dato di ieri, quindi molto recente, e noi nel mese di settembre abbiamo erogato più di 1.000 interventi di cataratta, quindi siamo a regime. Ovviamente non è che noi le facciamo e smaltiamo le 4.000, però perché man mano ne arrivano altre, quindi voglio dire è tutto un lavoro che deve essere sostenuto continuamente, sì, che non finisce, ecco, voglio dire deve continuare. Diciamo che per oggi il tempo medio di attesa per un intervento di cataratta è circa 6 mesi. Quindi il risultato direi che è molto buono rispetto da quando eravamo partiti. Ci ricorda dove eravamo partiti? Un anno. Un anno. E tutto questo dicevamo, dottor Fermentini, che è un cane, il cosiddetto cane che si morde la coda, ovvero tutto questo si lega ad altri fattori, cioè i ritardi, le liste d'attesa si legano a fattori che sono l'aumento magari delle patologie, una maggior ricerca delle patologie, perché c'è anche più consapevolezza medica da un certo punto di vista, forse poi possiamo parlarne anche con il direttore, maggiori persone che desiderano di vivere una vita dignitosa pur con alcune patologie che magari a volte negli anni, tempo fa, non venivano prese in considerazione. Tutto questo però deriva anche dal personale che manca, di cui parlavamo con il dottore. In questo senso l'ULSS 2, anche per abbattere le liste d'attesa, sappiamo che ha impiegato un notevole sforzo umano per riuscire a far fronte ai numeri imponenti da cui partivamo appena dopo il Covid. Sì, noi siamo riusciti a far fronte a questo, ovviamente anche riorganizzandoci, perché bisogna anche mettere questo sul campo, e anche investendo delle risorse. Quindi investendo risorse sulla libera professione aziendale sia per la dirigenza medica che per il comparto. Queste due cose insieme però. Per l'offerta. Certo, e quindi direttore, arrivo a lei, quali sono gli auspici e le prospettive? Siamo ormai addirittura di arrivo della nostra puntata, cosa ci si aspetta da qui a fine anno? Beh, intanto mi preme dire che la nostra ULSS, l'ULSS 2, quindi la provincia di Treviso, è la provincia che ha l'aspettativa di vita alla nascita più lunga, più alta d'Europa. Cioè 84,6 anni, che è grandissima. Ciò significa che non dipende solo dai nostri 10 anni di lavoro, ma sicuramente anche dalle direzioni precedenti. Ciò significa che nonostante il Covid, nonostante la carenza anche di personale, comunque grazie alla qualità, alla professionalità e le tecnologie che la Regione ci ha dato, siamo riusciti non solo, come si suol dire, dopo il Covid tenere botta, ma siamo riusciti a dare ai cittadini comunque una qualità di vita superiore.
È chiaro che l'impegno è quello di continuare a migliorare sempre di più, che poi è l'impegno che ci dà anche la Regione Veneto, che come dicevo prima possiamo ottenere nel momento in cui riusciremo ad avere tutto il personale. Anche l'altra cosa importante è che grazie alle tecnologie sempre di più dovremo pensare di utilizzare queste tecnologie per fare in modo che la popolazione abbia le risposte alla salute, utilizzando quindi questi benefici dati dalle tecnologie. Questo andrà a ridurre ovviamente i tempi di attesa del personale, di chi aspetta di fare delle visite, soprattutto di controllo, e andrà a agevolare il personale che potrà fare anche da remoto quelle visite di controllo che servono alla popolazione. Direttore, lei da poco è stato nominato anche commissario dello IOV, che condivide anche con l'ULSS-2 l'ospedale di Castelfranco. È un ruolo che le permetterà anche di aumentare la collaborazione e la sinergia tra le due realtà? Sì, e questo ringrazio il Presidente Zaia, che quando mi ha nominato, immagino, non sono nella sua testa sicuramente, ma abbia proprio associato le due cose. Con la dottoressa Bonavina abbiamo sempre lavorato, e anche i nostri due direttori sanitari, sempre di più per l'integrazione a Castelfranco, che è importante per la popolazione, ma è importante anche per lo IOV e l'ULSS-2. Certo. Quindi è chiaro che credo che la nomina sia legata proprio a questo, cioè fare in modo che ci sia una collaborazione fortissima, io dico quasi un'osmosi mutualistica come del Paguro Latinia, cioè che le due realtà, a prescindere dalle liste d'attesa o presa in carico del paziente con patologia oncologica, possa lavorare insieme per il bene della comunità, e questo è l'obiettivo che ci siamo dati per appunto fare in modo che le due realtà siano sempre più sinergiche. E con questo chiudiamo questo nostro approfondimento. Ringrazio nuovamente Francesco Benazzi, direttore generale dell'ULSS-2 Marca Trevigiana, e Stefano Formentini, direttore sanitario dell'ULSS-2 Marca Trevigiana. Grazie a voi per averci seguito, e a tutti l'augurio di un buon pomeriggio e una buona giornata.